Beh, mister Alberto Rodriguez, diciamo che li fate divertire tutta questa gente che viene a vedervi al Palagozzano, li fate anche un po' palpitare perché la partita sembrava chiusa all'inizio del secondo tempo, poi cosa è successo? La partita diciamo che era chiusa, abbiamo avuto questo calo di tensione, di testa che abbiamo regalato tanto, è la prima partita che subiamo così tanti gol, abbiamo dato sì un po' di emozione come tu dici, vabbè, queste cose ci devono servire per migliorare, capire dove sbagliamo. I ragazzi che tanti sono nuovi, giovani, capire che le partite fino alla fine non sono chiuse e che basta un attimo per riaprirsi. Avete forse un po' accusato anche magari psicologicamente la sconfitta, forse inaspettata della settimana scorsa? Guarda, la settimana scorsa è stato un cumulo di circostanze in maniera tale che la partita è andata così. È giusto che sia andata così, anche se meritavamo molto di più. Oggi ovviamente dopo un percorso che abbiamo fatto nel quale abbiamo vinto tutte le partite, all'inizio c'era un po' di tensione perché ovviamente abbiamo assaggiato quello che era la sconfitta la settimana scorsa, però penso che dal primo minuto abbiamo giocato con personalità, con voglia di portare la partita a casa, la partita era a un buon punto alla fine del primo tempo, poi non bisogna, secondo me siamo grandi, non bisogna ripetere gli errori che abbiamo visto, li valuteremo in settimana per capire che le partite fino alla fine si possono mettere in difficoltà.